Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Sto registrando praticamente 2 minuti dopo aver finito il video di Nainggolan, quindi se vedete gli stessi vestiti, le stesse luci, lo stesso tutto, è per questo motivo. Come ho già detto anche nel video appunto di Nainggolan, oggi andremo a parlare del nuovo direttore sportivo del Cagliari, che al contrario delle voci che giravano non era quello ex Lecce, non è fortunatamente il ritorno di Carli, ma è un nome che si è fatto vivo sostanzialmente nelle ultime ore prima che venisse annunciato il direttore sportivo. Perlomeno quello è la tempistica in cui io ho cominciato a leggere il nome del nuovo direttore sportivo. Il nuovo direttore sportivo del Cagliari è Nereo Bonato. Io penso che la maggior parte di noi, sentendo quel nome, la prima domanda che si sia fatta è: chi cazzo è questo? E io direi più che legittima, perché anch'io non lo conoscevo. Quindi, per chi ancora non l'avesse fatto o non lo sapesse, andiamoci a fare un giro insieme sul sito web del Cagliari per vedere un po' quella che è la carriera di questo Nereo Bonato. Eccoci qui sul sito web del Cagliari e leggiamo in data 21 novembre 2022, quindi esattamente ieri, il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Nereo Bonato l'incarico di direttore sportivo. Nato a Verona il 26 febbraio del 65, laureato in economia e commercio, ha iniziato la sua carriera dirigenziale nell'estate del 99 come direttore sportivo del Brescello in Serie C1, con i gialloblu emiliani che sfiorarono la storica promozione in Serie B, sfumata solo nella finale dei playoff contro il Cittadella. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 l'approdo al Sassuolo. A lui è legata l'ascesa nei neroverdi nel grande calcio, 11 anni di lavoro intervallati dalle esperienze con Modena ed Hellas Verona, in cui è stato protagonista della cavalcata dalla C2 alla Serie A. Sempre da direttore sportivo, nel 2016-2017 è all'Udinese, mentre dal febbraio 2019 a giugno 2021 è alla Cremonese. Una lunga carriera caratterizzata da competenza, esperienza e pragmatismo, focalizzata sulla capacità di organizzazione sportiva e sulla ricerca e valorizzazione del talento. Un percorso che conosce in Sardegna la nuova tappa. Buon lavoro, direttore. Che dire? Prima torniamo total camera e poi vi dico Allora, io non posso parlare di questo direttore sportivo perché onestamente è la prima volta che lo sento nominare, devo essere sincero. Quindi non so nemmeno quale sia stato il suo percorso e quali siano stati i colpi che abbia avuto e che abbiano avuto un impatto importante a livello di direttore sportivo. Però sono abbastanza sicuro di una cosa: a prescindere da quelli che sono i termini contrattuali, ce ne sono alcuni che girano in rete che secondo me hanno del ridicolo, tipo in caso di permanenza in Serie B firmerebbe un triennale con aumento di stipendio, che sono cose che secondo me, se sono vere, hanno dell'assurdo, ma penso proprio che non lo siano. Io sono dell'idea che Giulini abbia puntato su un direttore sportivo che sia uno yes man, quindi uno degli uomini che proprio vanno a genio a Giulini. Chi sono gli yes man? Sono quelli che dicono costantemente sì, si fanno pisciare in testa, si fanno dire quello che vogliono, si fanno fare di tutto. L'importante è avere un posto. Quindi una sorta di stagista, ma ben retribuito praticamente. Gli yes men sono le persone che preferisce Giulini, perché non fanno domande, non rompono le palle, non dicono le cose come stanno e di conseguenza se c'è un problema lo sotterrano sotto al tappeto e vanno avanti. Queste sono i tipi di persone che cerca Giulini e io ho paura che ne abbia trovato un altro. Ovviamente mi auguro che non sia così, mi auguro che questo nuovo direttore sportivo sappia lavorare bene, sappia lavorare, scusate,
in armonia sia con la squadra che con l'allenatore, sappia gestire bene i colpi e le finanze del Cagliari. Ovviamente, però questo ce lo dirà il tempo. Questa risposta ce la darà il tempo. Per il momento, l'unica idea che mi sono fatto è che probabilmente sarà un altro direttore sportivo che cederà sostanzialmente il ruolo a Giulini. E questo il Cagliari non lo dovrebbe fare, non ne ha bisogno. Anzi, è controproducente. Però, fino a quando ci sarà questo presidente al comando, sarà un destino inevitabile, secondo me. Ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.